Bentornati in un nuovissimo appuntamento con un nuovo aggiornamento. Ovviamente questo vortice depressionario, dato il nome Martinho, sull'Europa occidentale e sulla Spagna, che sta agendo proprio in queste ore, porterà ben due perturbazioni sulla nostra penisola e di conseguenza avremo una prima che entrerà in scena al nord a partire appunto dalla giornata di sabato. Sarà comunque debole il passaggio e coinvolgerà anche la Toscana. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica avremo un rapido peggioramento anche sul resto delle regioni settentrionali, poi quelle del centro. Insomma, un passaggio comunque veloce, ma comunque con abbondanti precipitazioni. Questi infatti il quadro. E nella giornata di sabato, come vedete, questo è il fronte che transiterà a partire da sud-ovest, forti venti di scirocco, impennata termica, e di conseguenza anche le nevicate saranno solo oltre i 1800 metri sui settori prealpini e sulle Dolomiti, leggermente più in basso sui 1600. Come vedete, queste le precipitazioni ufficiali confermate per la giornata di sabato cadranno soprattutto su queste zone, soprattutto a partire dalla serata, quando peggiorerà da nord-ovest, e poi la giornata di domenica, quando questo profondo ciclone invece sull'Europa occidentale coinvolgerà delle nevicate quel settore, quindi accadranno sui 1000 metri. Da noi invece saranno molto sopra i 2000 metri, pensate sui settori prealpini, leggermente più in basso sulle Dolomiti, ma questa situazione accompagnerà delle piogge piuttosto moderate, come vedete, sulle Marche, sull'Umbria, poi anche sul Lazio in parte e sulla Toscana e sul Triveneto, con precipitazioni piuttosto abbondanti anche oltre i 40 mm sulle zone montane. E guardate, poi continueranno questi passaggi instabili, quindi il proseguo di una saccatura che rimarrà ben posizionata sull'Italia, e di conseguenza il Mediterraneo continuerà ad essere coinvolto da più perturbazioni, da un via vai, quindi di fronti instabili. Comunque più decisivo durante la nottata sul settore sempre del Triveneto, e poi durante la giornata a carattere sparso potranno interessare un po' tutte quante le zone. In modo particolare segnalo il versante tirrenico, anche comunque la Calabria e sul Palermitano, questa è la segnalazione. E poi ovviamente sulle zone appenniniche si tratteranno di piovaschi comunque per quanto riguarda la giornata di lunedì. Poi martedì invece potremo assistere a una fase più dinamica, con un profondo ciclone che andrà a situarsi sull'Alto Tirreno, e di conseguenza questo ciclone andrà a provocare nuova instabilità e rovesci ulteriori, con temporali più probabili soprattutto, come vedete, su queste aree, quindi sull'Emilia Romagna, anche sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, e fino a raggiungere anche, pensate, la Sicilia, specie nel Catanese, e poi lungo le coste ioniche. Questa è la parte insomma più dinamica, che continuerà ad avvenire anche la giornata di mercoledì, segnalo, e una fase molto più instabile a partire da giovedì sempre sulle regioni ioniche e quelle della Sicilia. Sul Nord Africa persisteranno queste precipitazioni, con l'allontanamento poi graduale della perturbazione verso la Grecia, e di conseguenza invece al nord tornerà a migliorare. È una previsione ufficiale confermata, con il miglioramento del tempo a partire dalla giornata di giovedì al nord, per l'espansione di un anticiclone di matrice azzorriana dai settori occidentali d'Europa. Tutto confermato ovviamente, e ovviamente confermate per quanto riguarda il resto dell'Italia le precipitazioni. Capiremo meglio comunque i dettagli nel corso dei prossimi aggiornamenti. Seguiteci sempre.